la bilancia dei pagamenti della Germania qui è fortemente in attivo, perché sta vendendo pannelli solari in tutto il mondo, ha investito sulla vera tecnologia alternativa. E invece l'Italia su che cosa sta investendo? Vediamolo. Ecco qua su che cosa sta investendo. Cioè la ricerca, le università, dove le hanno messe a lavorare? Che cosa hanno finanziato? Quale ricerca hanno finanziato? Italia. Eccolo qua, nucleare da fissione, metà torta. Cioè abbiamo il 46,4% della torta sulla ricerca energetica che è basata solo sulla fissione. Anno 2010 il costo del solare pareggia il costo del nucleare. Oggi un kilowattora generato con il nucleare costa uguale ad un kilowattora generato con il solare. E allora perché dovremmo investire su un'energia che ha lo stesso costo del solare quando il sole è lì e l'impatto ambientale, diciamo, che può lasciare su questa terra è irrilevante rispetto all'impatto ambientale che lascia il nucleare. Depositate certificate 16.286. Questo è già un dato certo che ci indica quanto su questa specifica lotta sia trasversale, diffusa l'ostilità dei sardi al nucleare. Però ci deve anche portare ad una conclusione, che è quella che i sardi hanno diritto di decidere sulla propria terra, liberamente. Noi dobbiamo affermare un principio di sovranità e dobbiamo affermare che su queste questioni dobbiamo essere noi a decidere e non può decidere lo Stato italiano per noi. Perché se una cosa non serve per la Sardegna, noi non possiamo sempre sacrificare i nostri interessi per gli interessi che poi non coincidono con i nostri e che sono interessi di Roma, sono interessi di Milano, ma non sono mai interessi dei sardi. Questo dobbiamo iniziare a considerarlo inaccettabile e dobbiamo iniziare a progettare il nostro futuro liberamente, da sardi, perché quello che siamo. Al Comitato per il Sì, che abbiamo costituito il 4 luglio a Santa Giusta, hanno aderito oltre 100 organizzazioni, tra cui sindacati, associazioni culturali, molti movimenti politici e le organizzazioni indipendentiste più rappresentative. A maggio del prossimo anno, quando si andrà a votare, dobbiamo raggiungere il quorum del 33%, senza il quale questo referendum ovviamente non sarà considerato valido. Ecco perché è importante che ci sia l'impegno di tutti per sensibilizzare la gente affinché vada a votare, perché altrimenti la nostra diventa soltanto un'indignazione sterile, una protesta sterile. Dobbiamo cercare di convincere le persone che questa volta è utile non disertare le urne, ma andare e votare sì. Esas costas de Sardinia,